Prima ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Venezia a Cafarsetti dalle mani del sindaco Massimo Cacciari. Poi, nella Biblioteca Marciana, ha indossato come una stola la bandiera della Regione Veneto donatagli dal presidente del Consiglio regionale Marino Finozzi. Tra il Dalai Lama, massima autorità spirituale e temporale del Tibet, in esilio da mezzo secolo, e il Veneto, è stato siglato a Venezia un gemellaggio spirituale dalle radici antiche. Già Marco Polo, nel suo Milione, descriveva i tibetani come popolo libero e autonomo, con propria lingua e propria moneta, e il geografo Fra Mauro, nel 400, tracciava la mappa del mondo, allora conosciuto, individuando il Tibet come terra indipendente. A distanza di 8 secoli, Venezia e il Veneto, ha sottolineato Finozzi, accolgono il 14° Dalai Lama con amicizia e ammirazione, condividendo l'aspirazione degli abitanti del tetto del mondo a conservare identità, tradizioni e autogoverno. Abbiamo bisogno che il vostro cuore ci sia vicino, ha ringraziato il Dalai Lama, chiedendo sostegno e solidarietà ai monaci e al popolo tibetano, vittime di tragiche e sanguinose violenze.